Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, dunque aggiornamenti di cronaca dalla nostra regione. Partiamo subito con un'escalation di aggressioni fisiche ai danni di autisti del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, con 2 casi verificatisi soltanto ieri. Un conducente di un pullman dell'azienda Riva è stato aggredito con 3 pugni al petto da un viaggiatore a San Daniele del Friuli e un autista di Trieste Trasporti è stato vittima di minacce, sputi e percosse da parte di 4 utenti. Entrambi sono stati accompagnati in pronto soccorso. A renderlo noto è stato oggi il segretario generale della FIT CISL del Friuli Venezia Giulia, Antonio Pittelli, che definisce l'accaduto gravissimo e che arriva a valle di una serie di violenze di varie entità e gravità avvenute nei mesi passati e che più volte sono state denunciate. Chiaramente tutto è passato alle forze dell'ordine che stanno risalendo gli autori. Adesso cambiamo argomento. Una pena a 3 anni, 8 mesi di reclusione e 9.000 euro di multa per riciclaggio di una parte delle somme sparite dai conti dei risparmiatori che la moglie aveva sottratto nel corso del tempo nell'ambito del suo lavoro di bancaria. È la condanna inflitta ad Antonio Moscato, 62 anni di Tolmezzo. L'imputato si era difeso sostenendo che, sposati dal 1988 al 2014, il rapporto della coppia era basato sulla reciproca fiducia. Dunque, visto il mestiere della donna, la gestione finanziaria era completamente nelle sue mani. Non ho mai avuto il presentimento che qualcosa non andasse, disse l'uomo. E ora andiamo a vedere il Covid in Friuli Venezia Giulia. Su 3.459 tamponi molecolari, 495 nuovi contagi, 4.494 i test rapidi antigenici, 1.436 casi. Sono dunque 1.931 complessivamente i nuovi casi su 7.953 test effettuati. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, i pazienti ospedalizzati in altri reparti 173. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 2 decessi. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25.